Buonasera a tutti e bentrovati. Cerchiamo di iniziare subito e soprattutto in orario, così appunto abbiamo la possibilità di chiudere poi alle 20 e per lasciarvi andare poi tutti a cena a vedere Sanremo. Mi hanno detto che bisogna fare veloce anche per questo. Questo è l'ultimo degli appuntamenti iniziati a febbraio dello scorso anno, è il sesto degli eventi di presentazione delle opportunità per lo sviluppo rurale del Veneto. Le altre sono state a Rovigo, Altavilla, Belluno, Due Carrare e Verona. In particolare verranno presentati i bandi relativi al completamento di sviluppo rurale Veneto al piano strategico nazionale PAC 2023-2027. Prima di entrare nei dettagli volevo passare il microfono al sindaco Vincenzo Danieletto, sindaco di Legnaro, visto che siamo in questa bellissima sede. Tra l'altro tra poco vedremo un video anche appunto che è stato girato proprio qui. Prego. Vediamo se vuole parlare anche da qui. Mi metto direttamente qui, sì, funziona. Basta accendere? Ok. Buonasera. Non faccio discorsi lunghi, chiedo scusa, guardate sono anche vestito perché sono in una fugace apparizione. Intanto vi do il benvenuto qui in questa bellissima e splendida Corte Benedettina, per noi un grande orgoglio e quindi ringrazio anche l'Università per averla messa a disposizione di questo incontro. So che è un incontro di una serie di incontri, quindi è molto importante appunto questo sviluppo rurale e tutta l'attenzione che ci stiamo mettendo ognuno per la nostra parte. Adesso io come amministratore sono per i nostri territori, quindi dobbiamo iniziare ad avere un po' più rispetto di quello che è la nostra terra e tutto quello che insomma fa parte di questo mondo. Io ringrazio tutti voi per essere qui presenti, vedo che ci sono anche molti giovani, quindi vuol dire che in un qualche modo è un argomento sentito e in un qualche modo anche molto interessante. Vi auguro una buona serata, scusate di questa piccola introduzione e ringrazio insomma di questo piccolo intervento e niente, chissà che insomma sia un incontro proficuo come si dice e molto molto interessante come si dice prima. Grazie e buona continuazione, scusate il disturbo, grazie. Grazie Sindaco, assolutamente anche per l'ospitalità. Allora io inizio subito con un paio di dettagli tecnici. Quello che avete visto e che appunto magari poi vedrete anche alla fine sono le video interviste realizzate ai beneficiari degli interventi PSR del 2014-2022. Altre cose tecniche, in cartellina avete questo, la sintesi del CSR 2023-2027, quindi qui trovate una sorta di vademecum che potete leggere. C'è anche da qualche mese un canale Telegram dedicato proprio allo sviluppo rurale in Veneto, quindi potete trovare anche lì tutte le informazioni e iscrivervi al canale. Alla fine di questo nostro degli interventi dei relatori avrete anche la possibilità di fare delle domande, quindi magari appuntatevele. Vi chiedo solo la cortesia di essere abbastanza concisi proprio per permettere a tutti di fare domande, permettere ai relatori poi di rispondervi appunto a finire in tempo. La registrazione integrale di questo evento sarà poi disponibile nel sito venetorurale.it, dove trovate anche tutte le informazioni che magari non riusciamo a darvi questa sera. Infine, ce l'avevo qui, questo QR code vi chiediamo poi di utilizzarlo o qui o quando tornate a casa, serve a noi per una sorta di indice di gradimento di questo incontro e non solo. Mi sembra di aver dato tutti i dettagli tecnici possibili, poi ovviamente magari se ci saranno altre informazioni ve le daremo nel corso di questo nostro pomeriggio e serata. Io passo subito la parola a Franco Contarin della direzione di GFERS Bonifica e Irrigazione per appunto aprire questo nostro incontro. Allora, buona serata a tutti. Comincio subito con i saluti. Innanzitutto, è l'intervento di presentazione o devo solo No, solo di presentazione allora, intanto, perché poi appunto avrà il suo incontro. Quindi non la presentazione. Boh. Solo un saluto iniziale. Perfetto, il saluto non è il mio, ma è del nostro assessore, di Federico Caner, che questa sera non può essere qui perché concomitanza ha un altro impegno istituzionale, essendo pluriassessore, come sapete assessore anche al turismo, e sono in corso in questi giorni la borsa del turismo a Milano. E dunque porto i suoi saluti, porto i suoi ringraziamenti, li rivolgo in particolare al professor Grigolato che è qui in sala con noi, ci siamo incontrati prima e ringrazio lui per ringraziare l'università che ci ha reso disponibile la sala e ci ha ospitato per questo evento che è un evento significativo. È vero, chiude un ciclo di incontri che abbiamo fatti
fatto, ma non sono incontri ripetitivi perché, come avrete capito dallo sgranamento nel corso dell'anno, sono incontri che hanno riguardato le varie tappe di apertura della prima edizione dei bandi del complemento regionale per lo sviluppo rurale del PSN Paxto, un nome lunghissimo. Questa sera l'incontro è in questa sede per una ragione ben precisa, motivo di ringraziamento appunto all'università, e cioè il fatto che stasera presentiamo i bandi che hanno una finalità duplice. Sicuramente sono bandi che guardano a progetti che riguardano il trasferimento di conoscenza, che riguardano, diciamo così, l'innovazione in senso ampio, da un lato, ma l'altro significato è che sono bandi che, più che in termini di valore economico, sicuramente rilevante per le risorse che vengono dedicate, pesano e hanno un significato molto particolare perché accompagnano tutto il resto dell'investimento, aiutato con risorse pubbliche o endogeno, che il settore agricolo, il settore agroalimentare, il mondo rurale sta compiendo in questi anni per andare avanti, andare oltre. Abbiamo la consapevolezza dell'importanza per queste ragioni, dell'importanza del momento di riflessione che ci riserviamo stasera, e ne abbiamo consapevolezza anche per il momento decisamente di cambiamento che sta investendo tutto il mondo, sicuramente tutta l'economia, e all'interno di questo sicuramente non meno il settore agricolo, il mondo rurale, che a diverso titolo noi che siamo presenti qui in sala serviamo. Uso questo termine perché per molti casi, credo stasera forse qualche agricoltore sarà presente, ma diversamente dai precedenti appuntamenti dove forte era la presenza delle imprese agricole, questa sera per me è un piacere, forte è la presenza invece di soggetti a servizio delle imprese agricole, consulenti, soggetti che informano le aziende agricole, associazioni che le rappresentano, organizzazioni che servono per i vari profili economico, promozionale e quant'altro le imprese agricole. Quindi è un evento particolare per noi, è un evento particolarmente significativo per le ragioni che ho cercato di sintetizzare molto, come dire, modestamente, e che l'assessore avrebbe sottolineato a voce sua se fosse stato presente. Detto questo, restituisco la parola a chi ci guiderà spero con un cipiglio per farci stare nei tempi e non appesantire la serata. Grazie. Grazie mille, grazie, effettivamente è un momento molto particolare, sappiamo appunto che ci sono appunto i trattori anche in protesta, e quindi sicuramente un momento un po' particolare anche per l'agricoltura. Ma appunto noi guardiamo avanti, diciamo così, nel vero senso della parola, e lo facciamo iniziando subito, e io per questo do la parola a Jonathan Asti per lanciare quello che è il nuovo spot della campagna istituzionale Le nostre radici, il futuro della terra. Nelle precedenti e soprattutto nel primo appuntamento è stata presentata Chiara, che è un po' la protagonista di questi video, che adesso vedrete nella seconda puntata. Per questo appunto do la parola a Jonathan Asti dell'Unione Operativa Programmazione e Sviluppo Rurale della Regione del Veneto. Buonasera a tutti. A me è il compito di introdurre quella che sarà l'anteprima del nuovo spot della campagna Le nostre radici, il futuro della terra. Si inquadra all'interno di una campagna di comunicazione istituzionale. Questo perché? Perché la comunicazione dello sviluppo rurale si attua su vari target, su vari fronti, da quelli più tecnici, come può essere l'incontro di questa sera, ad altri molto più ampi, a 360 gradi, che vanno a coinvolgere e a sensibilizzare la cittadinanza intera, ed in questo si colloca proprio la campagna di comunicazione istituzionale. È una campagna di comunicazione che abbiamo iniziato un anno fa, nel 2023, e che in qualche modo rappresenta anche il nuovo approccio strategico che abbiamo messo in atto per coinvolgere un po' tutta la cittadinanza. L'obiettivo è quello di far conoscere la politica di sviluppo rurale alla cittadinanza, farne capire i temi base e favorire la partecipazione, e far capire anche quali sono le ricadute effettive poi sul territorio e accanto a ognuno di noi. L'anno scorso, proprio a febbraio, abbiamo presentato il primo
episodio di questa, diciamo, campagna in occasione del lancio proprio del complemento del CSR 2023-2027, al quale poi è seguita proprio anche una campagna promozionale nel periodo di marzo-aprile con anche un certo investimento. E si tratta di una serie di episodi, dopo vi dirò qualcos'altro, sul quale oltretutto quello dell'anno scorso abbiamo anche ottenuto un premio prestigioso, posso dirlo, insomma, a livello nazionale, all'interno di un concorso collocato all'interno del Festival Internazionale del Giornalismo di Perugia, quindi anche con una giuria sicuramente qualificata, che ci ha attribuito il secondo premio, il Rural Chuck d'argento, per lo spot che ha costituito la prima puntata e che spero abbiate in tanti avuto modo di vedere, che comunque è disponibile ancora sui nostri canali, ovviamente. Col primo episodio ovviamente ci siamo allacciati a tutti quelli che sono i temi chiavi della campagna, e quindi quali vedete elencati: l'ambiente, l'innovazione, tema poi della serata di oggi, competitività, il territorio. Lo spot è stato girato in alcune location che vedete elencate, alcune di queste sono anche beneficiari del PSR 1422, quindi è stato anche un modo, diciamo, per coinvolgere direttamente le aziende che hanno beneficiato dei nostri dei contributi del FEASR. All'interno della cartellina che avete avuto all'inizio della serata trovate due cartoline informative sulla campagna, una relativa al primo episodio e una relativa appunto al secondo, che vedremo questa sera in anteprima. Su queste cartoline troverete un breve inquadramento della campagna stessa, troverete un breve riassunto di quello su cui si concentra l'episodio, e troverete anche nel dietro le quinte sia le location interessate dalle riprese e due QR code che vi permettono anche di vedere direttamente lo spot, il primo QR code, e il secondo vi permette di accedere direttamente alla pagina del sito venetorurale.it, nel quale ci sono notizie aggiuntive sullo spot medesimo. Vi dico fin da subito che la cartolina del primo episodio vede questi QR code già attivati, quella del secondo episodio no, perché, lo vediamo in anteprima questa sera, verranno attivati quando inizieremo la vera e propria campagna promozionale, che avverrà, diciamo, entro la fine del mese di febbraio. Però una volta attivati, dopo da lì potrete direttamente accedere. Veniamo appunto al secondo episodio. Il primo parlava di questa protagonista e del suo diario da bambina, diciamo. Qui abbiamo la protagonista Chiara che si laurea. La protagonista Chiara, che è rappresentata da un'attrice, Martina Nuzzi, che fa da filo conduttore tra i vari episodi. Su questo appunto faremo una campagna pubblicitaria, andremo, come è stato nel caso del primo episodio, su quotidiani locali online, emittenti TV locali, anche nazionali, e su canali social, quindi la potete trovare un po' dappertutto. Usciremo tra fine febbraio e marzo, dove l'abbiamo girato, ed è un altro motivo per cui siamo qui, oltre a quello già detto dal dottor Contarin sull'attinenza dei bandi che presentiamo, però ci faceva piacere questa sera essere qui a presentare l'anteprima, perché lo spot è stato girato interamente, quasi interamente, diciamo, tra i locali qui della Corte Benedettina ed Agripolis. Su questo io ringrazio il dottor Grigolato, che in qualità di direttore del polo multifunzionale di Agripolis si è manifestato subito entusiasta anche della proposta di girare qui lo spot, e ci ha messo a disposizione i locali, le persone, quindi veramente disponibilissimo, insomma. E quindi ci faceva anche piacere appunto che fosse qui la collocazione. Qui, come vi dicevo, ecco, oltre alle location che ho già enunciato, poi c'è una parte finale invece che si sposta a Limana, in provincia di Belluno, per la parte finale dello spot stesso. Un'ultima, diciamo, anteprima è questa. Questo è il secondo episodio, ce ne saranno altri due. Uno uscirà nell'autunno, uno uscirà in primavera del 2025, quindi per un altro anno, diciamo, copriremo questa campagna istituzionale attraverso il volto di Chiara. Io non aggiungo altro, ma vi lascio alla visione dello spot che chiedo alla regia di mettere in onda. Grazie. Entriamo nel vivo e facciamo un percorso da quello che è stato il PSR 2014-2022 e andiamo al CSR 2023-2027. E quindi ripasso la parola al dottor Franco Contarin della direzione ADG FERS Bonifica e Irrigazione, che ci parlerà proprio di strategia, risorse e interventi. Va bene.
Cercherò di essere sintetico, velocissimo ed efficace per non tediarvi ed entrare e dedicare la maggior parte del tempo della serata al merito dell'incontro. Però credo sia utile appunto riprendere un po' un filo, forse ripeterò informazioni che alcuni di voi hanno già avuto occasione di sentire, ma ci consente di contestualizzare i bandi di stasera e di comprenderne meglio alcune scelte, alcuni limiti, alcune connotazioni che abbiamo dato. Innanzitutto è utile ricordarci tutti e ricordare ai nostri operatori il contesto particolare in cui ci troviamo in termini di programmazione. Siamo nella coda finale della programmazione 14-22 e abbiamo ormai alle spalle il primo anno di vita della programmazione 23-27. Questo significa che convivono due situazioni, progetti finanziati in corso di realizzazione, pensiamo alla misura 2 che sta erogando consulenze in questo momento del PSR 14-22, con la partenza di domande di aiuto, istruttorie e finanziamenti del 23-27. Questo rende la situazione un po' complessa e può anche spiazzare alcuni di noi e anche gli agricoltori, ovviamente, gli operatori. Perché? Perché sono presenti vari strumenti. Non solo lo strascico della PAC vecchia, PSR 14-22, e il PSN PAC 23-27, ma proprio altri strumenti. Pensiamo al bando INEL che si è aperto qualche settimana fa per le attrezzature, le macchine a norma di sicurezza, un bando importante, 90 milioni di euro, che parla alle aziende agricole, oppure pensiamo alle numerose misure, agli chiamati investimenti del PNRR. Anche in questo caso parlano a vari soggetti, parlano anche alle imprese agricole. Abbiamo avuto a dicembre la graduatoria del secondo bando agrivoltaico, cioè non agrivoltaico, scusate, fotovoltaico sui tetti delle aziende agricole o delle imprese agroalimentari. È aperto in parallelo a questi bandi il bando PNRR macchine e attrezzature agricole per la sostenibilità. La cornice in cui noi ci collochiamo e collochiamo i nostri bandi, poi ritorno a questo aspetto di cui ho fatto un flash poc'anzi, la cornice è quella del PSN PAC per l'Italia. Prima volta in cui primo pilastro, secondo pilastro stanno insieme in una cornice unica con regole comuni. Un budget che si vede per la prima volta messo insieme, sono 37 miliardi di euro, 16 sono destinati allo sviluppo rurale, 18, adesso non ricordo, scusate quanti sono, 16, 18 sono per i pagamenti diretti, 3, 4 sono per gli interventi settoriali. Di questi 16 miliardi stasera noi vediamo un pezzetto, perché 16 miliardi vanno depurati dai 3 miliardi degli interventi nazionali a sostegno della gestione del rischio, che sono gestiti direttamente dal MASAF come autorità di gestione nazionale. Poi abbiamo la quota assegnata al Veneto, 824 milioni di euro, che vanno ad alimentare anche i bandi di cui parliamo stasera. Il riferimento è il piano strategico nazionale della PAC, all'interno del quale ci sono tutti gli interventi e ogni regione è stata invitata con la propria autorità di gestione regionale a scegliere quali interventi attivare nel proprio territorio. Il Veneto ne ha scelto 44. Gli interventi sono rappresentati, estraendo le informazioni dal PSN, nel complemento regionale per lo sviluppo rurale, che consente una maggiore leggibilità. Chi di voi ha provato a leggere sul PSN PAC ha visto, per quanto riguarda gli interventi di sviluppo rurale, che ogni scheda è di difficile lettura perché contiene frammisti, elementi, requisiti, caratteristiche obbligatorie su tutto il territorio nazionale, con specifiche, elenchi di specifiche che si applicano solo su alcune regioni. Quindi ecco il motivo del complemento. 3 numeri per andare veloce che spiegano la scelta del Veneto e il cosa si trova nel complemento Veneto. 6 priorità, 44 interventi, 824 milioni di euro che sono la dotazione, rappresentano la dotazione finanziaria. Siamo all'epilogo di un percorso lungo, cioè i bandi di stasera non sono nati nei mesi scorsi, quando chi vi parlerà stasera dopo di me
che colgo l'occasione per ringraziare per lo sforzo che ci hanno messo, l'impegno e la pazienza, si è messo a tavolino a scrivere i dettagli del bando, partendo dal PSN, ma viene da lontano, dal 2019, conferenza dell'agricoltura, perché lì in germe le analisi, le scelte di indirizzo hanno cominciato ad essere condivise con tutto il mondo rurale. Le 300 sigle che allora parteciparono, le 90 che hanno partecipato al tavolo di partenariato, che si è espresso con l'ultima consultazione dell'estate 2022, e poi il distillato, che è il comitato di monitoraggio che ci segue nelle attività e che vede la rappresentanza di un soggetto per ciascuna categoria di sigle. Le priorità le richiamo velocissimamente solo per segnalarvi come dopo il ricambio generazionale, dopo il tema della sostenibilità ambientale, viene l'innovazione, e quindi il tema di accompagnare un processo di innovazione è determinante in questa programmazione. È il motivo per cui, a differenza di altre realtà regionali, il Veneto ha cercato, nei limiti dell'esiguità delle risorse, che sembrano tanti, 224 milioni per 5 anni, ma non sono tanti poi alla prova dei bandi, nonostante l'esiguità delle risorse, ecco che la scelta è stata quella di non solo mantenere le percentuali precedenti in termini di volume destinato all'accompagnamento del trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione, ma abbiamo cercato di metterci qualcosa in più. Poi la vivibilità, la fragilità, la focalizzazione, vado veloce, sono scelte obbligate, leggete poi nei materiali, nelle slide cosa si intende. E cosa hanno fatto queste priorità? Hanno guidato prima la scelta degli interventi, cioè interventi che fossero coerenti ai fabbisogni e a queste priorità. Poi l'attribuzione delle risorse, che non vuol dire più risorse a una certa priorità, vuol dire soddisfiamo per quanto possibile le esigenze connesse a quella priorità, che servano tante o poche risorse. E da ultimo poi anche la definizione dei principi di selezione che sono nel PSN, che sono nel complemento, e dei criteri che trovate scritti dentro ai bandi che verranno presentati stasera. Va bene, vado veloce, il piano finanziario lo conoscete già. Ecco qui, gli interventi 44 sono articolati nelle tipologie di intervento che sono previste dal regolamento 2115. Sono 8 tipologie, tiriamo via una che è quella di gestione del rischio, che non ci riguarda. Abbiamo le restanti che vanno appunto dagli interventi agroclimatico-ambientali alle indennità in presenza di vincoli naturali, pensiamo all'indennità compensativa per zone montane, gli investimenti, compresi quelli a valenza ambientale, l'insediamento di giovani agricoltori e nuove imprese, la cooperazione, che ha dignità di un tipo di intervento a sé stante ed è l'intervento che facciamo stasera, che presentiamo stasera, i bandi, il gruppo di bandi, e poi lo scambio di conoscenze e diffusione dell'informazione. Le dotazioni finanziarie aggregate, visto che stasera parliamo di cooperazione, la dotazione complessiva della cooperazione è di quasi 82 milioni, 50 e oltre di questi milioni, 50 e mezzo circa, sono destinati a Leader, che è una forma di cooperazione perché coinvolge, usa il modello dei gruppi di cooperazione, è un partenariato locale, un gruppone di cooperazione riferito a un ambito territoriale. La restante parte invece va proprio a sostenere le formule di cooperazione i cui bandi abbiamo attivato adesso per la prima volta. Il sistema di gestione è quello consolidato, abbiamo cercato nel bailame nell'ipertrofia burocratica che caratterizza anche questa programmazione di mantenere alcuni capisaldi. Uno è quello del sistema di gestione, che è basato su consegna dei bandi all'organismo pagatore in modo tale che già conosca le domande di aiuto sin dalla loro genesi, dalla loro presentazione, e gestione informatizzata di ogni fase. La pianificazione dei bandi, l'avete immagino già vista tutti, fra pochi giorni avremo un aggiornamento del pianificazione dei bandi che tiene conto di cosa è successo in questi mesi, sono piccole modifiche, insomma non mi ci soffermo. Abbiamo appena chiuso un bando per interventi agroclimatico-ambientali, i cui impegni iniziano dal 1 gennaio, sono iniziati il 1 gennaio di quest'anno.
adesso stanno facendo l'istruttore i colleghi di Avepa. Ci saranno i bandi di primavera, li stiamo predisponendo, usciranno a giorni, cominceranno a uscire fra qualche giorno, riguardano la presentazione delle domande di conferma del vecchio PSR e anche dei primi bandi del nuovo PSR. Avremo nuovi impegni con un bando straordinario di indennità compensativa e di 443 strumenti a protezione degli allevamenti dai grandi predatori in montagna, straordinari perché usiamo delle economie che sono maturate in questi mesi nella realizzazione delle operazioni finanziate col PSR 1422. E avremo un bando nuovo per nuovi impegni 29.1 conversione all'agricoltura biologica per andare incontro a chi per ragioni burocratiche è rimasto fuori dal bando, dal grosso bando dell'anno scorso. I bandi aperti adesso. Stasera parleremo del pacchetto SRG, ok? E non mi dilungo perché poi parleranno i colleghi. In contemporanea, come sapete, lo ricordo, sono aperti i bandi degli investimenti, dal pacchetto giovani a tutti gli investimenti aziendali per la competitività o con effetto ambientale, per la diversificazione. Sono aperti anche i bandi per la certificazione di qualità, il sostegno alle nuove aziende che aderiscono per la prima volta a sistemi di qualità e per la promozione dei prodotti agricoli di qualità a marchio comunitario, a indicazione geografica. Non li spieghiamo stasera, non li presentiamo stasera perché sennò staremo qua notte fonda, e perché abbiamo avuto un precedente incontro che ha avuto ad oggetto esclusivamente quei bandi. Stasera, ripeto, la presentazione è del pacchetto complessivo di tutti gli SRG che sono stati attivati e come vedete sono un novero cospicuo. Mi avvio a conclusione dando un'anteprima, speravamo che non fosse un'anteprima ma lo è anche questa. La settimana prossima l'assessore Caner porta in giunta, all'approvazione della giunta, una delibera di correzioni di refusi materiali che ci sono in questi bandi, compresi quelli che presentiamo stasera, e di aggiustamenti o di esplicitazioni più chiare di come funzionano certe regole e certi dettagli. Ve lo anticipo a scatola chiusa in questi termini qui, speravamo di averlo già a disposizione. Arriverà, la giunta è lunedì, quindi insomma li troverete. Sappiate che comunque l'illustrazione di stasera, per il taglio sintetico che ha o comunque per i contenuti che vi vengono esposti con qualche dettaglio in più, tiene conto anche di questa notizia che vi ho dato. In parallelo, ecco un altro bando straordinario, scusate lo cito per dovere di cronaca, del vecchio PSR per gli investimenti della trasformazione e per la commercializzazione dei prodotti agricoli da parte delle imprese agroalimentari. Anche questo è un bando alimentato con le economie di 9 anni di applicazione del PSR. Lo ricordo anch'io, vi è già stato detto, tutto quanto riguarda la vita dello sviluppo rurale lo trovate sia sui canali social che sul sito venetorurale.it. Grazie e buona serata e buon lavoro. Grazie, vedo che ci sono ancora qualche persona insomma, che sta arrivando, ci sono anche dei posti davanti, solo perché non stiate in piedi. Continuiamo questo pomeriggio molto veloce lanciando un nuovo video, dopo quello di Chiara. In realtà questo video è un video ovviamente che va proprio sul pezzo, e c'è il video sui risultati degli interventi per il risparmio irriguo resi possibili dal PSR Veneto 2014-2022, quindi chiedo aiuto alla regia in questo senso. Il programma di sviluppo rurale del Veneto 2014-2022 fa parte della strategia Europa 2020 per una crescita sostenibile e inclusiva del settore rurale. Uno dei principali interventi attivati ha riguardato l'ammodernamento e la riconversione degli impianti irrigui per il risparmio di acqua. Le risorse concesse dal programma per questo intervento sono pari a 41,5 milioni di euro. Attraverso il programma, la Regione del Veneto ha finanziato 1264 operazioni per attuare questa tipologia di intervento. Di queste, 702 sono state già concluse.
Ed è proprio grazie a questi interventi che oltre 1200 aziende agricole presto disporranno di un contatore per monitorare il consumo d'acqua. Sono 41.870 gli ettari di terreni interessati da questi investimenti, finalizzati al risparmio irriguo, pari al 5% della SAU, la superficie agricola utilizzata in Veneto, che equivale al 12% della superficie regionale irrigata nel 2020. La quasi totalità degli interventi è stata effettuata in aree del Veneto con bilancio idroclimatico negativo. Questo si tradurrà in un risparmio idrico potenziale di 85 milioni di metri cubi anno, pari ad una riduzione annua di 2.122 metri cubi ad ettaro. Inoltre, l'introduzione di questi nuovi impianti ha già fatto registrare una riduzione media del 49% dei volumi irrigui utilizzati sui terreni oggetto di intervento. Le colture maggiormente interessate da questi investimenti sono il mais, 39%, il grano tenero, 17% e la soia, 9%. Questo ha avuto un effetto diretto anche dal punto di vista economico. L'80% delle aziende che hanno utilizzato i finanziamenti per il risparmio idrico hanno dichiarato di aver aumentato la loro produzione lorda vendibile, PLV, per un valore compreso tra il 10% e il 30%. Un miglioramento che ha portato 3 principali vantaggi. È aumentata la quantità prodotta della stessa coltura, 52% delle aziende. Sono state introdotte colture a più alto valore aggiunto, 20% delle aziende. È stato incrementato il prezzo di vendita delle produzioni già presenti, 16% delle aziende. Nel frattempo siamo perfettamente nei tempi, quindi ringrazio chi appunto ha parlato in precedenza. E continuiamo con appunto il nostro pomeriggio, in particolare ci concentriamo su quelli che sono i bandi a sostegno della cooperazione e dell'innovazione agroalimentare e lo facciamo con il dottor Giorgio Trentin, direttore dell'unità operativa Qualità, Conoscenze e Innovazioni Agroalimentari. Bene, buonasera a tutti, grazie. Porto i saluti anche del dottor Zanol, il nostro direttore, che oggi sostituisco questa sera, e a cui mandiamo i nostri saluti chiaramente. Come diceva Franco Contarin, oggi si parla appunto di cooperazione, indicata da questa sigla SRG, okay? Tutti gli interventi di cooperazione sono, diciamo, proprio qualificati con questa sigla SRG. Per ricordatevi questa G che sta per gruppo, quindi qualcosa che si fa assieme, ok? Collaboriamo, cooperiamo. Detto questo, qui è la lista appunto di tutti gli interventi che vengono approvati con questo bando, ma vedete io mi concentrerò sull'SRG 01, sull'SRG 07 che è poi particolare e che ha delle declinazioni oltre a quella che diciamo esporrò io, e sull'SRG 09 che è la cooperazione per le azioni di supporto e innovazione. Quindi SRG 01 e 09 li tratterò, diciamo, uno in successione all'altro perché sono strettamente legati, e poi affronterò l'SRG 07 e una pennellata anche alcuni interventi collegati a queste misure, perché bisogna ricordare che questi interventi sono degli interventi di fatto integrati, quindi integrati, c'è un'integrazione tra interventi. Croce sul cuore, come ha detto Chiara, cercherò di stare nei tempi. Innanzitutto un altro termine che sentirete frequentemente citare quando si parla della cooperazione, in particolare per quanto riguarda l'innovazione e il trasferimento delle informazioni, delle conoscenze, è questo termine inglese ACIS, questo acronimo che sta per praticamente il sistema della conoscenza e dell'innovazione nel settore agricolo e agroalimentare. Quindi l'ACIS di fatto cos'è? Viene addirittura, si trova all'interno del regolamento la sua definizione, ed è questo sistema, un'organizzazione e l'interazione tra i diversi attori, persone, istituzioni che utilizzano e producono innovazione e conoscenza. E qui ci stiamo tutti. Se io domani vi trovassi per strada e vi chiederei chi è lei voi dovreste dire io sono un attore dell'ACIS,
Okay? Tutti noi siamo attori dell'Acchis. A partire dagli agricoltori che fanno innovazione a 10.000 anni, okay? Perché sono costretti ad affrontare ogni giorno dei problemi che derivano dall'insetto che prima vedevamo camminare lì, all'octono, no? E così via. Quindi tutti siamo autori dell'Acchis e dobbiamo creare un sistema regionale, nazionale e addirittura comunitario per rafforzare questa innovazione e rafforzare poi fare in modo che questa innovazione poi trovi un'adozione, venga adottato a livello pratico, perché se l'innovazione rimane negli scaffali praticamente degli enti di ricerca, dell'università o di qualcuno che l'ha inventata, è chiaro che non è utile a nessuno. Quindi partiamo con gli interventi SRG 01 è l'intervento che sostiene i gruppi operativi del Partenariato Europeo per l'Innovazione, questa sigla PEI-Agri. Partenariato cosa significa? Che tutti i gruppi operativi e tutti gli attori che opereranno i gruppi operativi faranno parte di un unico partenariato. Importante ricordare questo perché prima del bando siamo tutti competitors, dopo il bando diventiamo tutti partner. Ma anche la nostra partecipazione al bando deve partire con questa idea. Io domani sarò partner, dovrò collaborare con quelli che prima ero in concorrenza. Quindi la descrizione dell'intervento è molto semplice: cercare di creare dei partenariati che siano in grado di sviluppare, partendo dalle idee possibilmente delle imprese agricole, dei fabbisogni sicuramente delle imprese agricole, delle innovazioni che però devono essere sviluppate attraverso un approccio interattivo tra i vari soggetti che compongono questo gruppo. E chi sono questi soggetti che possono comporre questo gruppo? Di fatto hanno una natura molto diversificata, la vedremo nella prossima slide. Anche qui la scadenza per la presentazione dei bandi è abbastanza prolungata perché c'è bisogno anche di tempo per presentare delle idee progettuali, perché le idee dovranno essere stese e descritte in un progetto che poi sarà oggetto anche di valutazione, e quindi vedete vengono dati 120 giorni per presentare la domanda. Sembrano tanti, ma vi assicuro che chi sta lavorando su queste cose lo sa bene, il tempo passa molto velocemente. Come il bando com'è organizzato? Il bando organizzato innanzitutto abbiamo cercato di mettere in competizione tra di loro progetti che affrontano problematiche legate allo stesso obiettivo, perché non aveva senso mettere in competizione progetti che cercano di aggredire problemi, necessità legati alla competitività con progetti invece che tendono ad aggredire problemi più legati alla sostenibilità ambientale, per esempio, no? Ecco allora che gli obiettivi gli obiettivi specifici indicati dal regolamento della PAC ci vengono in aiuto, e quindi avremo tante graduatorie quando sono i 9 obiettivi, quindi 9 obiettivi specifici della PAC. Ripeto, l'obiettivo che sostiene praticamente l'Acchis, a cui riferisce l'Acchis è riferibile, è il 10° obiettivo, che è un obiettivo trasversale a tutti, che deve portare a fare in modo di rendere tutti gli interventi dei diversi obiettivi, degli altri 9 obiettivi, più efficaci e utili all'agricoltura e al settore agroalimentare e forestale. Ogni graduatoria quindi ha una sua dotazione, e vedete in questa slide la distribuzione della dotazione, per un totale di 15 milioni di euro in questo bando. Dopo vedremo più o meno su queste cifre quanti progetti potranno essere approvati per singola graduatoria, fermo restando che poi ci sarà la possibilità di avere dei travasi, diciamo nel caso in cui alcune graduatorie vanno deserte, oppure ci potrà essere un numero inferiore di progetti presentati rispetto alla capienza del budget, e quindi ci sarà la possibilità di avere una compensazione tra le varie graduatorie. Dicevo che la particolarità di questo intervento, degli interventi anche degli altri interventi SRG, alcuni interventi, è che si portano dietro anche altre cose, e queste altre cose sono degli altri interventi. Allora, siccome
stiamo parlando di innovazione e abbiamo detto l'importante è che l'innovazione che viene sviluppata non è importante che poi venga adottata e venga trasferita, quindi questa innovazione è portata in pratica e adottata dagli agricoltori. È chiaro che tutte le graduatorie si possono avvantaggiare degli interventi che hanno come obiettivo il trasferimento delle conoscenze e quindi la consulenza, e dobbiamo abituarci a usare queste sigle, questi codici, l'SRH01 in particolare, che è la consulenza, quella che era la misura 2, l'SRH03 che è la formazione, che accompagneranno come possibilità di intervento da aggiungere i progetti operativi, su tutte le graduatorie. Poi ci sono alcune graduatorie che si avvantaggiano anche della possibilità di attivare altri interventi che non hanno a che vedere con niente a che vedere con sembrerebbe non avere niente a che vedere con il trasferimento delle conoscenze e l'innovazione, ma in realtà interventi finalizzati agli investimenti, chiaramente essendo strettamente legati all'obiettivo del progetto del gruppo operativo, quindi un progetto innovativo, anche l'investimento dovrà essere necessariamente innovativo e quindi funzionale al svolgimento del progetto di innovazione. Ecco, quindi in questa tabella vedete diciamo una sorta di sudoku, chiamiamolo sudoku, no? La possibilità di attivazione dei diversi interventi in funzione degli obiettivi. Dicevamo, il gruppo operativo è sicuramente il beneficiario, un beneficiario che si compone, quindi una squadra, e chi sono i componenti di questa squadra? Innanzitutto questa squadra deve essere la migliore per vincere la sfida, che non è il bando, la sfida è trovare l'innovazione, sviluppare l'innovazione, innovazione intesa come nuovo prodotto, nuovo processo, ma anche nuova organizzazione, l'adattamento di qualcosa che è già stato provato da un'altra parte ed è risultato utile, ma che deve essere adattato alla nostra realtà regionale. Quindi non è necessariamente qualcosa da inventare, ma qualcosa da poi riuscire a portarla a miglioramento e portarla poi in pratica. I giocatori sicuramente devono essere le imprese agricole, che questo è un obbligo da regolamento, le imprese agricole devono essere presenti. Poi tutte le altre imprese, quindi senza distinzione, però che siano funzionali al raggiungimento dell'obiettivo. Cioè se io ho una squadra, se ho un obiettivo da raggiungere che è fare il gol, io posso giocare con uno schema e posso giocare con un altro schema. A seconda dello schema mi serve o un difensore o un attaccante o un centrocampista. Okay? Quindi la diversificazione ci sta anche qui. Gli enti pubblici, imprese private nei settori della ricerca e della formazione, gli enti di ricerca, altri soggetti del settore agricolo, sempre funzionali al raggiungimento dell'obiettivo. E poi, siccome è stato ben detto da Franco, il nostro documento di riferimento a livello nazionale è il PSP, no? Cioè il piano strategico della PAC nazionale. E allora qui il punto 6, imprese attive nel campo dell'ICT, è stato voluto mettere per rafforzare questa e per dare evidenza a questa figura. Erano già compresi in altre definizioni, quindi voi capite che il compromesso del PSP poi ha portato a queste cose che dice ma perché le imprese attive nel campo degli ICT e le altre imprese invece no, non vengono citate e allora non sono escluse? No, e si è voluto dare enfasi a questo aspetto, che tra l'altro rientra a pieno titolo nell'ambito della definizione dell'obiettivo 10, che è un obiettivo di modernizzazione e digitalizzazione dell'agricoltura. Condizioni di ammissibilità dei beneficiari. Allora, per essere un gruppo, almeno 2. Se devi giocare in squadra, non puoi giocare da solo. Anche il tennis si gioca in squadra se si gioca in doppio, ok? Almeno un'impresa agricola forestale, ok? Le imprese non agricole devono essere PMI, con almeno una sede operativa in Veneto. I vari giocatori devono praticamente individuare, nominare una sorta di capitano, il lead partner, che presenterà poi la domanda, e quindi bisogna dare un mandato a questo soggetto per presentare la domanda e prendersi anche gli impegni rispetto all'amministrazione, prendersi gli impegni, ma non è che se li prende tutti lui sulle cariche da Cireneo porta la croce per tutti, porterà la croce per la sua parte e
porterà anche il messaggio: guardate che ci sono anche gli altri che portano un pezzettino per un certo tragitto la croce a seconda del loro ruolo, e rispondono anche per quello che effettivamente devono fare perché la squadra giochi bene e si raggiunga l'obiettivo. Quindi questa formalizzazione deve essere fatta subito, cioè deve essere formalizzata attraverso un atto che normalmente noi individuiamo come un accordo tra partner siglato anche davanti a un notaio, quindi, ma questo non perché siamo dei burocrati, ma perché per garantire soprattutto ai partecipanti che le regole che sono scritte valgano per tutti, perché è facile dire, promettere oggi farò qualcosa e domani magari sfilarsi via, e da questo sfilarsi poi dipende l'esito negativo di tutti gli altri. La responsabilità va condivisa e va scritto nero su bianco quali sono appunto i limiti di responsabilità. Potrà essere fatto anche dopo che è stato finanziato, perché non è inutile far spendere dei soldi anche se queste rientrano tra le spese ammissibili, ma giustamente se non viene finanziato queste spese non sarebbero state riconosciute. Invece è provvista questa possibilità. Di fatto cosa faranno? Abbiamo detto sviluppare innovazione, sviluppare nuovi processi, nuovi prodotti, ma anche adattare, eccetera. Quindi rientra un po' in questa definizione che noi troviamo anche nelle normative che diciamo tratta la ricerca e l'innovazione, queste definizioni di progetto pilota, progetto di sviluppo o progetti dimostrativi. La vedete qui, non mi soffermo più di tanto, ma sappiate insomma che c'è un'ampia possibilità di attività per il gruppo. Noi siamo sempre ottimisti e quindi come abbiamo voluto chiamare il progetto del gruppo operativo? Pago, perché noi paghiamo. Quindi è positiva la cosa, no? Quindi chiaramente il pago deve essere redatto, vi dicevo scritto bene e poi verrà valutato. In questo pago praticamente verrà descritto tutte le attività, il ruolo dei diversi partner, il perché quel partner, quel giocatore è presente, quali sono le sue competenze e perché queste competenze sono utili al raggiungimento dell'obiettivo. Deve dare evidenza il pago, il fatto che comunque c'è stato un processo interattivo di co-creazione dell'idea progettuale in fase di presentazione e poi in particolar modo poi nella fase di attuazione. Vi dicevo, la domanda di aiuto riguarda l'SRG, ma poi ci potrebbe essere una domanda di interventi collegati e ogni partner per le sue caratteristiche ha proprio la possibilità di presentare delle domande collegate, per cui se io dicessi ok, l'obiettivo, la graduatoria di quell'obiettivo mi permette l'attivazione dell'intervento sugli investimenti da parte delle imprese agricole, chi potrà presentare la domanda collegata sarà l'impresa agricola partner del gruppo operativo per fare un investimento che è funzionale al gruppo operativo, al progetto del gruppo operativo. Lo stesso per il soggetto erogatore di consulenza, lo stesso per il soggetto invece che eroga la formazione. Quindi ogni partner nella sua possibilità prevista dal CSR e per la misura che è attivabile per quella graduatoria può presentare una domanda collegata. La deve presentare se è scritta nel pago. Il pago porterà, guardate che ci sarà anche la domanda collegata di questo altro soggetto che è partner. La riunione di conoscenze complementari è un requisito di fatto di una condizione di ammissibilità, ma questo viene da sé, nel senso che non ha senso che io mi porti dentro qualcuno che non sa fare qualcosa di utile per il mio progetto. Lo sgamiamo subito, cioè non è che viene subito scamato. La domanda di aiuto, vabbè, questo, spese ammissibili. Vedete qui l'elenco delle spese ammissibili, abbiamo cercato di prevedere tutto quello che ci sta intorno a un progetto di innovazione, innanzitutto l'impegno del personale che ci lavora dietro, personale che non è solo personale dell'ente di ricerca, piuttosto che dell'ente che fa la consulenza, piuttosto che l'ente che fa la formazione, ma è il personale invece anche come impresa agricola, dell'imprenditore agricolo, quindi se stesso, perché partecipa alle riunioni, fa l'attività in campo di sperimentazione e anche i suoi operai.
chiaramente tutte le spese amministrative, nelle spese amministrative rientrano anche tutte le spese legate appunto alla costituzione del gruppo operativo. Abbiamo cercato di semplificare sulla base dell'esperienza della passata programmazione della misura 16, abbiamo cercato di semplificare il più possibile adottando dei costi semplificati, quindi tutto l'impegno amministrativo di presentazione di tutta la documentazione legata soprattutto ai costi di personale, abbiamo cercato di alleggerirli ricorrendo a costi semplificati. Io qua ho riportato alcuni valori, ma nel bando trovate poi il dettaglio. Chiaramente ci siamo rifatti a documenti ufficiali approvati e già collaudati. Anche qui rimaniamo sempre all'interno delle spese ammissibili e chiaramente tutte le spese devono essere legate strettamente al progetto, cioè fatte proprio per svolgere il progetto. Non è che sosteniamo le spese ordinarie di un soggetto che è dentro come partner, ma le spese ordinarie, quelle le sostiene già per conto suo. Qui abbiamo delle attività aggiuntive. Come ogni intervento ci sono degli impegni, chiaramente, alcuni di questi sono più leggeri, altri un po' più pesanti, ma diciamo guardatele sempre in senso positivo. Quelli più pesanti potrebbero sembrare quelli legati alla periodicità di alcuni incontri, eccetera. Guardatelo in senso positivo. Questa scadenza temporale di ritrovarsi anche con la nostra presenza, di ritrovarsi anche con Veneto Agricoltura, che sarà l'azienda che ha attraverso l'SRH 06, quindi un altro intervento, il cosiddetto back office, accompagnerà i gruppi operativi, ha l'obiettivo di vedere che durante la vita del progetto tutto scorra bene tranquillamente, magari cercando anche di risolvere piccole questioni che possono nascere tra partner, speriamo di no, ma piccole questioni magari che sono legate anche a aspetti puramente amministrativi, difficoltà interpretative, ma cosa faccio, cosa non faccio, eccetera. Quindi questo penso sia l'obbligo più impattante in termini di... L'altro impegno importante è quello che comunque è vero, ogni gruppo svilupperà qualcosa di utile ai suoi partecipanti, no? Però questa cosa poi deve essere portata fuori. Quindi essere portata fuori significa che non è che uno è proprietario di quello e diventa un fattore competitivo plus per lui. No? Il Partenariato Europeo per l'Innovazione ci dice: noi siamo partner a livello europeo e quindi dobbiamo fare in modo che altre imprese che hanno lo stesso problema possano adottare questa soluzione che abbiamo sviluppato. Ci sarà una selezione che, come nella passata programmazione, verrà effettuata attraverso una valutazione da parte di una commissione che si avvale di esperti esterni all'amministrazione regionale. E quindi in un proprio processo di valutazione del merito, e quindi scrivete bene i progetti, verranno appunto valutate e per aiutare a scrivere bene, alla corretta scrittura del progetto e anche a sapere quali sono gli elementi che vengono valutati e conseguentemente, se uno sa come il professore ci valuta, insomma, siamo stati tutti a scuola, abbiamo imparato anche a dire: beh, se il professore vuole questo è meglio che mi prepari bene, che risponda così invece che colà. E quindi abbiamo predisposto nel bando troviamo anche una sorta di vademecum per la stesura del progetto e anche gli elementi di valutazione che verranno adottati in estrema trasparenza dalla commissione di valutazione. Quanto vale il progetto? Poi dopo a fine strucca Giorgio, quanto vale il progetto? Giorgio dice 400.000 euro vale il progetto sostenuto dalla SRG 01, però abbiamo visto che questo è il nocciolo, no? E poi si possono aggiungere altri interventi. Complessivamente, quindi il pago che si compone dell'attività e delle cose sostenute dall'SRG 01 più da tutti gli altri interventi vale 1 milione di euro al 100% come intensità di aiuto per quanto riguarda gli interventi dell'SRG e dell'SRH.
Per gli interventi invece dell'SRD chiaramente segue le regole dell'SRD. Tutti gli interventi collegati seguono le regole relative, per cui anche in termini di beneficiari, per cui l'SRD 1, che è la spesa degli investimenti, chiaramente chi può fare domanda, chi è l'imprenditore agricolo, e poi bisogna leggere i requisiti del bando specifico SRD 01. Croce sul cuore, SRG 01, ho finito. SRG 09, questo è un intervento assolutamente nuovo, quindi l'obiettivo è creare dei partenariati che noi abbiamo voluto chiamare hub dell'innovazione. Il termine hub ha suscitato particolare interesse. Ma perché? Perché cosa intendiamo hub? È qualcosa dove confluiscono, no, diverse cose. In questo caso confluiscono diverse competenze, diverse conoscenze, diversi fabbisogni. Quindi i soggetti che fanno confluire queste cose sono diverse conoscenze, sono gli enti di ricerca, i diversi fabbisogni sono gli agricoltori, in questo caso delle forme aggregative degli agricoltori, perché più che gli agricoltori semplici, singoli, abbiamo bisogno delle forme aggregative che possono fare da cassa di risonanza verso i loro associati, ok? Da cassa di risonanza in termini di chiamata e in termini poi di divulgazione, e poi abbiamo i soggetti che fanno da trade union, devono fare da trade union tra gli agricoltori, imprenditori agricoli e gli enti di ricerca, che sono i soggetti erogatori di consulenza. Quindi come modello Veneto gli hub dell'innovazione vedono queste tre tipologie di beneficiari al proprio interno, e con l'obiettivo di far emergere quindi idee innovative in risposta ai fabbisogno, migliorare i processi di formazione, informazione e diffusione di conoscenze, favorire i processi di condivisione e adozione dell'innovazione e collegare gli attori dell'ACHIS. Abbiamo detto tutti siamo attori dell'ACHIS, cerchiamo di collegarci. Abbiamo queste risorse messe a bando, abbiamo una scadenza leggermente ridotta, anche se so che qualcuno sta già chiedendo di estenderla, almeno renderla uguale a quelle dei gruppi operativi. La complessità lo potrebbe richiederlo. Vedete, i beneficiari sono quelli che vi ho appena citato, quindi 3 tipologie, almeno 3 partner, uno per ognuna di queste tipologie. Quindi alla fine praticamente potranno essere 2 enti di ricerca, ma devono essere sempre un'associazione e un soggetto erogatore di consulenza, e così via. Devono anche questi costituirsi come aggregazione, eccetera, con un atto che verrà anche questo, che può essere presentato anche successivamente alla finanziabilità. Qui abbiamo il PA, cioè il piano delle attività del lab. E anche qui abbiamo diverse attività, quelle sostenute dall'SRG 09, che sono praticamente delle attività di aggregazione, di incontro, organizzazione di workshop per fare emergere dagli agricoltori, metterli assieme, fare discutere tra di loro, fare emergere i loro fabbisogni, trasferire diciamo alcune informazioni e accompagnare o potenziare la nascita di aziende anche dimostrative. Cioè spesso succede che alcune aziende che hanno partecipato ai gruppi operativi, oppure per loro diciamo natura e per loro anche proprio volontà, ospitano l'università per alcune prove e possono considerarsi effettivamente delle aziende dimostrative, realizzando un contesto informale di trasferimento di conoscenze. Ci deve essere la domanda di aiuto, abbiamo la domanda che riguarda l'SRG 09 e poi ogni intervento specifico dovrà essere descritto. Anche qui avremo la domanda collegata, avremo delle domande collegate. Chi possono presentare domande collegate? Se prima avevamo l'SRD 01 perché avevamo gli agricoltori, qua in realtà gli agricoltori singoli non li abbiamo, quindi non ci sarà l'SRD 01. Ma guardando le figure presenti, allora di fatto ci sarà la possibilità di presentare degli interventi SRH 01, cioè la consulenza, perché dentro ci sono i soggetti erogatori della consulenza, e ci sarà la possibilità di fare la domanda per l'SRH 05, che sono le attività dimostrative,
il cui beneficiario sono gli enti di ricerca. Anche qui tutte le spese legate allo svolgimento delle attività, sia personale che eventualmente amministrative, anche per realizzare questi incontri, eccetera, attività preparatorie, animazione, definizione di fabbisogni, costituzione del gruppo. 29 aprile 2024 è la scadenza per la presentazione della domanda e anche qui ci può essere l'atto di formalizzazione successivo e poi anche qui ci sarà l'impegno che annualmente ci dovrà essere collegata, fatta una relazione e anche periodicamente l'incontro con noi Regione e Veneto Agricoltura in quanto soggetto che detiene e porta avanti il back office dell'ACHIS. Un altro impegno è che si interagiscano in qualche modo con i gruppi operativi del PEIAGRI. L'obiettivo è sempre quello di far interagire i diversi soggetti dell'ACHIS. E questo però verrà facilitato dall'SRH06, quindi questa motiva anche la presenza del fabbisogno di realizzare gli incontri. Anche qua una qualità del progetto verrà valutato e l'entità del sostegno, ogni progetto che ha una durata che va fino al 30 giugno 2028, qui abbiamo 150.000 euro sostenuti da questo intervento. Il progetto vale 150.000 euro, a cui poi si sommano gli altri interventi fino a un valore massimo di si aggiungerebbero altri 200.000 euro nel caso in cui si chiede 150.000 per l'SRG09. Quindi arriviamo in totale a 350.000 euro. E qui abbiamo finito con la cooperazione per l'innovazione. Poi abbiamo questo intervento SRG07, fa parte di tutta una famiglia appunto indicata come SRG07. Io seguo in particolare questo intervento che riguarda le comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. L'obiettivo in questo caso è far nascere o consolidare quelle realtà che sono state previste da una legge nazionale che riguarda la biodiversità di interesse agricolo e alimentare, che vanno appunto sono conosciute con il nome di comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. Comunità è quindi un termine, non è distretto, non è un altro termine che diciamo fa vedere per forza un elemento di, come dire, di redditività, ma qualcosa di comunità, no? Che si sposa bene con il concetto di biodiversità. Quindi una comunità, quindi un gruppo che lavora per fare in modo che per salvaguardare questa biodiversità, ma anche per fare in modo che questa biodiversità diventi un valore aggiunto per il territorio che è diciamo caratterizzato dalla presenza di questa biodiversità. Anche questo è un intervento nuovo, anche qui bisognerà presentare un progetto. Il valore di risorse messe a bando, essendo nuovo, è anche una prova per capire e soprattutto diciamo non è rivolto a una platea numerosissima, cioè adesso attualmente abbiamo tre comunità del cibo costituite in Veneto, che sono state aiutate a nascere grazie anche a dei fondi nazionali che poi sono stati gestiti a livello regionale. Il partenariato, abbiamo detto, la comunità è costituita da diversi soggetti pubblici. All'interno di questa composizione abbiamo sia di soggetti pubblici e privati, quindi lo definiamo proprio come un partenariato pubblico-privato e questo può essere già costituito oppure deve invece costituirsi, quindi il progetto avrà finalità diverse. Per chi è già costituito avrà diciamo la finalità di consolidarla e magari continuare in un processo di valorizzazione e delle risorse, no? Attorno a cui ci si è trovato diciamo il concetto di comunità. Per altri invece è aiutarli a compiere i primi passi verso poi una maturazione come comunità del cibo. Qui vedete abbastanza articolata come condizioni di ammissibilità.
Però perché? Perché è un po', abbiamo cercato di descrivere queste due situazioni, chi è già costituito, chi invece deve costituirsi, quindi due realtà completamente diverse. Chiaramente il punto di riferimento è la legge, qua c'è la 194, non la 195 del 2015, e quindi diciamo si ritrova all'interno di quella legge il concetto proprio di comunità e le attività che possono essere sostenute. Le condizioni di ammissibilità: deve essere presentato un piano della comunità, un piano dell'attività della comunità del cibo, in questo caso l'abbiamo indicato come PAC, con tanto piacere dottor Contarin, che piacciono tanti gli acronimi che usiamo. E quindi questo progetto deve essere presentato e poi verrà valutato. Gli impegni e i criteri di selezione. I criteri di selezione, vi ho già detto, saranno la composizione, caratteristiche del partenariato, le caratteristiche strategie di progetto, la territorializzazione, quindi la numerosità degli enti pubblici, quindi diversi elementi che ritrovate indicati come principi di selezione, che poi trovano nel piano dell'attività dei punti specifici di descrizione e quindi poi di valutazione. Abbiamo detto le misure collegate, vado via veloce: SRH01, SRH03, SRH05, ok? L'SRH01 è la consulenza, la 03 è la formazione, l'SRH05 le attività dimostrative. Per tutte e tre, soprattutto per le prime due, e soprattutto chi è stato abituato nella passata programmazione a trovarsi tutto pronto, no, non sarà così. In questo caso i progetti di formazione, i progetti di consulenza dovranno essere presentati dai partner dei gruppi di cooperazione, quindi il soggetto erogatore di consulenza per l'SRH01 e l'SRH03, l'ente formatore, dovranno presentare il loro progetto, che dovrà essere strettamente legato al gruppo operativo. Però con l'avvertenza che questa attività non è rivolta alle imprese partner del gruppo operativo, ma sono attività finalizzate a fare in modo che quanto è stato sviluppato da quelle imprese possa essere poi adottato da altre imprese. Quindi il target è l'esterno del gruppo operativo. Quindi il budget previsto non è per ciascun intervento, non è per ciascuna domanda, non è elevatissimo, proprio perché sarà un gruppo ristretto. Quando si tratta di fare la consulenza sulla condizionalità, qua si tratta di fare una consulenza per cercare di vedere quali sono, per esempio, gli adattamenti che una impresa agricola interessata ad adottare quella soluzione innovativa deve affrontare, quindi un'analisi di fattibilità piuttosto che un business plan, e l'organismo il soggetto dovrà presentare la propria idea progettuale, che sarà valutata indicando il numero di ore necessarie, i consulenti, le competenze e anche i prodotti finali che dovranno essere. Quindi è un'attività abbastanza importante. Per fare questo, come farlo al meglio? Chiaramente all'interno del gruppo operativo il fabbisogno di consulenza sarà determinato da una parte dagli agricoltori, dalla loro idea, ma soprattutto anche dalla parte delle indicazioni che potranno essere date da chi conosce la materia. È necessario fare degli approfondimenti sull'azienda, tipo analisi chimiche per adottare il sistema di concimazione a lato variabile? Bene, quali sono le concimazioni, quanto costano, e si mettono dentro il progetto, e quanto serve in termini di orario. Quindi su questo io non descriverei in maniera particolare i beneficiari. Abbiamo detto sono soggetti diversi. Consulenza, soggetti erogatori di consulenza che devono avere determinate caratteristiche, in particolare devono essere terzi, non devono essere venditori di mezzi tecnici, ok? Gli enti di formazione devono essere gli enti di formazione accreditati in regione. L'SRH 06 e l'SRH 05 la possono fare praticamente le università. Quindi c'è attività per tutti e tre i soggetti, no? Che compongono questi gruppi. Anche qui gli impegni sono legati essenzialmente poi a rendicontare l'attività, dare evidenza all'attività e renderla il più possibile
aperta a tutti gli interessati. Se diciamo organizziamo una serata per gli agricoltori, non è che devo chiudere le porte, no, chiaramente in funzione della capienza della sala, ma dovrei fare in modo. Vedete, i budget per ciascun progetto di consulenza piuttosto che di consulenza in questo caso è diversificato in funzione dell'SRG 01, 07 o 09 che vi ho descritto. Poi anche qui abbiamo dei costi semplificati che valgono per i consulenti come per l'SRH 05 per i soggetti che svolgono quelle attività, quindi i ricercatori o piuttosto che gli imprenditori agricoli che ospitano le attività dimostrative. E io ho finito, concluso. Vi dico un'ultima avvertenza, perché qua io ci venivo a giocare. Il quarto gradino scendendo, state attenti perché c'è il monaco che vi fa, il fantasma del monaco vi fa lo sgambetto. Saluti a tutti. Grazie anche per questa chicca storica, va bene? Allora, rimaniamo in tema e passo la parola a Jacopo Testoni, che è sempre funzionario dell'unità operativa qualità, conoscenza e innovazione agroalimentari, per parlare in particolare di SRG 07, cioè cooperazione per l'inclusione sociale ed economica. Grazie per l'invito. Io mi occupo della diversificazione dell'attività aziendale, vi parlerò di questo intervento che è della grande famiglia dell'SRG 07, cooperazione per l'inclusione sociale ed economica. Più precisamente io vi parlerò di quella per l'inclusione sociale ed economica. Giorgio aveva parlato per le comunità del cibo, dopo vedremo anche per l'ambito forestale. Allora, ok. Questo intervento, che è saltato, vabbè, si riferisce all'obiettivo specifico 8. Sì, no, ma è saltata una riga, non so perché. Si riferisce all'obiettivo specifico 8 della programmazione ed è un obiettivo che è volto a promuovere l'occupazione, la crescita e la parità di genere, compresa la partecipazione delle donne nell'agricoltura e l'inclusione sociale e lo sviluppo locale dei territori. E proprio su questo argomento va ad agire l'intervento e l'azione che è stata studiata ed è stata pubblicata con l'ultimo bando. L'azione va a sostenere essenzialmente progetti per la creazione e lo sviluppo di aggregazioni di soggetti pubblico-privati che promuovono in maniera condivisa lo svolgimento di attività sociali e didattiche presso le aziende agricole iscritte negli specifici elenchi del proprio territorio. Cosa significa? Che è un'azione che va finalizzata alla creazione di gruppi di cooperazione, per cui di gruppi di più soggetti, con la finalità di promuovere, pubblicizzare e monitorare e creare i presupposti per l'attuazione di progetti nel territorio relativi alle fattorie sociali, alle attività specifiche delle fattorie sociali e delle fattorie didattiche. Più precisamente le attività poi sono state suddivise a seconda degli ambiti specifici di queste due materie. Ambiti relativi all'integrazione sociosanitaria in ambiente agricolo di persone disabili con disabilità grave, piuttosto che ambiti di inserimento sociolavorativo per l'inclusione sociale in ambiente agricolo, o tutti gli altri ambiti inerenti alla possibilità di iscrizione all'interno dell'elenco regionale delle fattorie sociali. Le ultime due attività, ambiti per i quali si può fare promuovere e pubblicizzare le attività, sono quelli relativi alle fattorie didattiche rivolte alle scuole piuttosto che rivolte al territorio.
Le risorse a bando fanno riferimento a 500.000 euro per questo bando e i progetti possono avere durata di 3 anni con un massimale per anno non superiore ai 27.000 euro. Per cui vedete già che le risorse potranno soddisfare al massimo della capienza per ogni anno un numero molto ridotto di progettualità. L'entità del sostegno è al 100% e la scadenza del bando è 90 giorni come per tutte le SRG 07, cioè il 24 marzo 2024. L'ambito di azione di questo intervento è l'intero territorio regionale e i beneficiari sono, come diceva il dottor Trentin prima, per la cooperazione per i distretti del cibo, i beneficiari possono essere partenariati pubblico-privati già costituiti o che verranno costituiti. Le condizioni di ammissibilità fanno riferimento essenzialmente alla necessità che ci sia un gruppo, per cui più soggetti, e la condizione principale è che ci siano almeno 2 soggetti e questi 2 soggetti siano almeno un'impresa agricola, fattoria sociale o fattoria didattica e almeno un ente pubblico. Se prima avevamo detto che la finalità è quella di promuovere, monitorare e incentivare le attività all'interno di queste strutture dovranno essere sicuramente presenti. Tra le condizioni di ammissibilità c'è anche il fatto che le attività didattiche e sociali promosse dalla cooperazione devono essere svolte nelle fattorie didattiche e sociali in coerenza con le attività e percorsi riconosciuti dalle specifiche materie che sovraintendono alle fattorie didattiche e sociali. Il gruppo di cooperazione deve essere costituito come associazione temporanea di scopo oppure come associazione temporanea di impresa o come contratto di rete e deve essere rappresentato da un coordinatore il quale presenterà la domanda di sostegno e il piano di attività per tutti i soggetti partecipanti al gruppo di cooperazione. I soggetti devono avere sede operativa, i partecipanti devono partecipare con una sede operativa nel territorio regionale e inoltre un'altra condizione di ammissibilità è che ciascun soggetto del gruppo può partecipare a un unico progetto, ad eccezione delle ASL che possono partecipare a più progetti, per cui in teoria un ASL può partecipare a più piani di attività. Tutti i componenti del gruppo di cooperazione devono svolgere delle attività all'interno del piano di attività. Questo anche in funzione poi dell'applicazione dei criteri di selezione di questo intervento. Come spese ammissibili sono le spese ammissibili che troverete presenti su tutta la famiglia dell'SRG 07, che sono spese che vanno a coprire i costi di gestione, esercizio e amministrativi della cooperazione, i costi per la divulgazione di informazioni sulla progressione e i risultati del progetto, costi per l'animazione della zona interessata, costi per attività promozionali e costi per attività di monitoraggio del progetto. Non ci sono quindi i costi specifici per realizzare le attività sociali all'interno delle aziende agricole o didattiche alle aziende agricole che sovraintendono alle proprie normative specifiche e quindi alle proprie disponibilità o forme di finanziamento specifiche delle materie. Come criteri di selezione di questo intervento, a differenza di quello dell'intervento presentato prima da Giorgio, qua non ci sarà una commissione di valutazione, bensì i criteri sono soggettivi. Adesso le slide sono tutte centrate perché probabilmente i programmi utilizzati sono differenti. Sì. Allora, si riferiscono a 3 principi di selezione: composizione e caratteristiche del partenariato, quindi
chi fa parte del gruppo di cooperazione, verrà dato maggior enfasi alle progettualità in cui ci sono gli enti pubblici quali ASL, piuttosto che enti pubblici territoriali, piuttosto che scuole. Verrà valutato maggiormente un progetto con un partenariato molto ampio, quindi con tante aziende agricole e tanti altri soggetti che possono partecipare a questo intervento. Anche la tipologia del capofila dà la possibilità di avere un punteggio superiore. Ad esempio, progetti presentati dalle ASL come capofila avranno più punteggio rispetto a progetti presentati da altri soggetti come capofila. Per quanto riguarda le caratteristiche del progetto, il criterio va a valorizzare più progetti relativi alla valorizzazione, promozione e valorizzazione di interventi per l'inserimento della disabilità grave all'interno delle aziende agricole. Quando parlo in questi termini parlo di normativa che poi è ben specificata all'interno del bando, piuttosto che di reti per l'inclusione sociolavorativa all'interno delle aziende agricole. Per quanto riguarda la territorializzazione, interventi che con UTE all'interno, con UTE nelle zone agricole verranno valorizzate maggiormente rispetto a interventi con UTE in zone con specificità minore agricola. Infine, anche qua ci sono degli impegni e degli obblighi che il gruppo di cooperazione assume e quindi vediamo come il gruppo debba costituirsi entro 60 giorni nel caso non fosse già costituito, piuttosto che il coordinatore ha degli obblighi e questi obblighi sono uguali per tutte le SRG 07. Inoltre l'obbligo specifico di questa azione impegno specifico di questa azione è andare a comunicare ad AVEPA ogni incontro di coordinamento o incontro per di animazione che viene svolto al fine della promozione e la pubblicizzazione delle attività presso queste aziende agricole. Gli obblighi fanno parte della realizzazione delle attività programmate, il fatto che il gruppo di cooperazione deve rimanere attivo per tutta la durata degli interventi. Esiste poi questo obbligo che almeno una volta all'anno il gruppo di cooperazione deve riunirsi e relazionare ad AVEPA sulle attività svolte nell'anno precedente. Essendo un'attività pluriennale, questo doveva essere previsto. Questo è l'intervento, io ringrazio per l'invito e rimango per le domande successive. Grazie. Grazie mille, procediamo veloci perché siamo veramente in ritardo e confido nelle donne che seguiranno adesso e passo la parola quindi a Martina Lucon, funzionaria dell'unità operativa Foreste e Selvicoltura, per i nuovi bandi a sostegno della cooperazione e dell'innovazione, in particolare sulle foreste. Ricordo solo, perché ho visto tanti che fanno le foto, che poi tutte le slide le potete trovare naturalmente nel sito di tutti i relatori. Buonasera, avevo promesso al dottor Contarin che sarei stata molto breve, adesso lo sarò ancora di più. E intanto vi porto i saluti della nostra direzione, la nostra neocostituita direzione Foreste, Selvicoltura e Sistemazioni Idraulico-Forestali. E qui vi presento 2 nuove misure di cooperazione forestale. E comincerei... Aspettate da che parte devo... Scusate, ecco. Vi presenterò le filiere forestali che fanno parte sempre del gruppo delle SRG 07 e la cooperazione forestale. Partiamo con le filiere forestali. Le filiere forestali in questo caso sostengono, questa misura sostiene l'avvio di nuovi progetti di cooperazione. E in questo caso ci siamo voluti concentrare su 2 ambiti di filiera particolari. La prima è la vivaistica forestale, dovuta al fatto che dalle recenti catastrofi occorse, prima Vai e poi l'attacco del bostrico, i nostri boschi sono decisamente stati
rasati, non dico al suolo, ma quasi. In ogni caso si trovano in una situazione piuttosto degradata. Quindi il nostro scopo era quello di rilanciare la vivaristica forestale, che negli ultimi anni era stata un po' messa da parte, introducendo questa nuova misura di cooperazione. L'altra misura invece di filiera forestale è quella sull'utilizzo della cascata del dell'utilizzo a cascata del legname locale, un po' quello che era stato proposto nella precedente programmazione con la misura 16. In questo caso le nostre risorse sono abbastanza limitate perché sono è una misura nuova, quindi volevamo spingere un po' per la partenza. Avremo un 200.000 euro di risorse a bando, la scadenza è la medesima dei bandi precedenti, quindi 28 marzo 2024, e anche qui si parla dell'intero territorio regionale. Qui passerò abbastanza velocemente in rassegna tutte le condizioni di ammissibilità. Il gruppo di cooperazione, come gli altri gruppi di cooperazione dell'SRG 07, dovrà essere composto almeno da 2 persone, da 2 enti, da 2 soggetti, che potrete vedere potranno essere proprietari, imprese boschive o imprese agricole, imprese di lavorazione e trasformazione del legno e tutti gli altri soggetti che naturalmente contornano il gruppo di cooperazione. Il gruppo dovrà creare in questo caso nuove forme di cooperazione, quindi non saranno presenti già filiere esistenti in questo caso, e dovrà dotarsi, come per gli altri interventi, di un regolamento interno che evidenzi la gestione del gruppo. Tutte le imprese partner che faranno parte del gruppo dovranno essere essenzialmente PMI come definite dal regolamento chiaramente, e i soggetti che faranno parte del gruppo di cooperazione dovranno essere iscritti all'anagrafe del settore primario. Questo per la creazione del fascicolo aziendale, chiaramente. Come per la misura del dottor Testoni, anche noi ci dovremo costituire come associazione temporanea di scopo e temporanea di impresa o come accordi di foresta, che è una novità sulle reti di impresa forestali, praticamente simile a una rete di impresa agricola. L'intervento chiaramente non dovrà essere sostenuto essenzialmente da gruppi di ricerca, perché il nostro scopo è quello di fare cooperazione tra gli attori del settore forestale. Qui vi ho riportato semplicemente un mero elenco dei criteri di selezione, che saranno basati sulla numerosità del partenariato, la presenza di proprietari, che sarà per noi abbastanza essenziale, sarà prioritaria rispetto ad avere una filiera orizzontale, sarà sicuramente migliore una filiera verticale, però è possibile anche la filiera orizzontale, sulla composizione del partenariato, sulla presenza di eventuali certificazioni di qualità del prodotto, su chiaramente la bontà del progetto e le caratteristiche della strategia che verrà proposta, la tipologia di filiera che verrà indicata, quindi daremo sicuramente, come dicevo prima, la priorità alla filiera verticale, e sulla territorializzazione, cioè dove saranno inserite sia le imprese presenti nel gruppo di cooperazione sia i terreni che ne faranno parte. Come impegni abbiamo indicato appunto di mantenere il progetto iniziale, cioè quanto indicato nel progetto di cooperazione. Noi non abbiamo usato acronimi come il dottor Trentin, che è bravissimo a inventare questi pago. Noi abbiamo un PC. Esatto, ci faremo carico di questa cosa, inventeremo qualcosa anche noi. E 3 minuti. Il soggetto beneficiario anche nel nostro caso dovrà entro 60 giorni formalizzare l'associazione o l'accordo di filiera, dovrà mantenere la composizione della partnership. Anche i miei predecessori hanno inserito le varie, avete visto nelle slide del dottor non mi faccio pressione però. E i partecipanti saranno responsabili, come per le altre, dell'attuazione delle varie operazioni. In questo caso avremo un 100% di sostegno, e anche qui nel nostro bando potrete trovare i vari tipi di rimborso. A seconda del partner che ne farà parte, avrà la possibilità di utilizzare costi unitari, costi finanziamento a tasso fisso o un rimborso semplice delle spese ammissibili. Passiamo invece all'altra misura, cooperazione forestale. La cooperazione forestale rispetto alla filiera forestale ha delle caratteristiche decisamente diverse. Intanto può essere attivata una nuova cooperazione forestale, quindi con la creazione di un'associazione o di un consorzio forestale, oppure può essere già un'associazione o un consorzio presente che attiva delle nuove attività. Lo scopo di questa misura è quella di sfruttare i terreni conferiti al gruppo o all'associazione e di farli gestire da un piano di gestione forestale o da più piani di gestione forestale in sinergia.
In questo caso le risorse a bando saranno un po' più alte, 300.000, comunque gli interventi non saranno molti quelli potenzialmente finanziabili, e anche qui abbiamo sempre la scadenza del bando a 90 giorni e l'intero territorio regionale come dislocazione. Il soggetto richiedente in questo caso, come anticipavo, sarà o l'associazione, il consorzio già costituito, oppure il mandatorio del gruppo di cooperazione. Anche qui ci saranno come soggetti richiedenti e facenti parte del gruppo proprietari, imprese boschive e imprese agricole, imprese di lavorazione e trasformazione del legno e altri soggetti. Però tra le condizioni nasce in più rispetto alla filiera il fatto che le imprese all'interno del gruppo di cooperazione ci debbano essere almeno il 50% dei partecipanti che siano proprietari di terreni forestali. Quindi, considerando che sono circa le medesime di quelle precedenti, passo avanti. Anche qui i criteri di selezione ve li ho elencati velocemente: composizione, numero di partenariato, di partner del gruppo, catena di custodia, cioè presenza di catena di custodia nelle PMI che costituiscono il gruppo, certificazioni, conferimento del terreno, perché più terreni verranno conferiti all'associazione maggiore sarà il punteggio attribuito, ed estensione chiaramente della superficie. Mi fermo un po' sulla pianificazione perché in questo caso viene dato come criterio di selezione se l'intero territorio conferito è già pianificato, chiaramente avrà un punteggio superiore. Questo diventerà anche un impegno per chi invece non è ancora pianificato. Così ho anticipato la slide successiva. Anche qui ci sarà sempre la costituzione e la formalizzazione dell'associazione entro i 60 giorni, il mantenimento della composizione della partnership e la relazione annuale di progetto entro ogni anno. Infatti attraverso questa relazione sarà possibile eventualmente apportare alcune modifiche in corsa al progetto, ma sempre senza toccare, come nel caso del dottor Trentin, le spese. In questo caso ogni singola domanda avrà un budget di 150.000 euro e anche in questo caso l'aliquota sarà del 100%. Ho finito. Sono stata velocissima? Assolutamente, grazie. Abbiamo recuperato qualche minuto. E quindi passo la parola a Barbara Lazzaro della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistica Venatoria della Unità Operativa Agroambiente per parlare proprio dei nuovi bandi a sostegno della cooperazione e dell'innovazione in agroambiente. Buonasera, facciamo veloci. Allora, cosa facciamo? È una riproposta di quello che abbiamo già fatto nella passata programmazione. Gruppi di cooperazione agroambientale che sono costituiti dal Consorzio di Bonifica, l'ente che nel territorio gestisce l'acqua, e un set di aziende agricole che intendono mettere a dimora siepi, fasce tampone, boschetti, aree umide, prati, d'accordo, come nuovo investimento. L'operazione che facciamo è tutta funzionale a migliorare lo stato ecologico dei corpi idrici, è una bellissima esperienza che nella passata programmazione abbiamo realizzato e che sta anche entrando nel contesto delle buone pratiche nazionali. Questo mi sento di dirlo e mi sento di ringraziare anche tutti quei consorzi di bonifica che con i loro progetti nella passata programmazione hanno accolto questa sfida. Questo perché? Perché sostanzialmente questi progetti hanno qualcosa in più. Mettendo insieme le aziende nel territorio riescono a fare sinergia dal punto di vista ambientale, sono coordinati da un soggetto che ha la realtà della gestione dell'acqua, riesce a mantenere in quei fossati sui quali vengono realizzate poi anche opere all'interno della sponda e messe a dimora delle piante specifiche all'interno dei corsi d'acqua, riescono a mantenere regolata l'acqua in maniera che ci sia un importante sviluppo di macroinvertebrati, che è la cosa che nei nostri corpi idrici manca e che è la base della catena alimentare, della nicchia ecologica che i nostri corsi d'acqua devono sviluppare. Sostanzialmente i progetti
il progetto che appartiene alla presentazione del consorzio di bonifica è una SRG, anche qui SRG 07, è un progetto che si somma, abbiamo detto, a tutti quelli delle aziende agricole che parteciperanno all'interno del territorio di ciascuno dei comprensori di bonifica del Veneto. Quindi abbiamo la potenzialità di accogliere i progetti che perverranno da ognuno di questi territori, se questi territori intenderanno esprimersi. Qual è la potenzialità? Sostanzialmente è quella che ogni progetto deve avere al suo interno il consorzio bonifica più almeno 4 aziende agricole. Il minimo dei progetti che ci attendiamo è questo. In questa tipologia di progetto i costi standard saranno la chiave di lettura per le spese che verranno rendicontate sia dal consorzio di bonifica sia dalle aziende agricole, per cui cercheremo di semplificare il più possibile tutta quella che è la macchina burocratica che ha come sfondo questo tipo di partecipazione. C'è una cosa che al di là di tutta la presentazione vorrei lasciare come messaggio. Perdonatemi se non seguo le slide, ma voglio andare a fatto. Questi progetti già li conoscete bene perché sono operazioni che appartengono al nostro territorio. Le siepi e le fasce tampone con la loro organizzazione in alberi e arbusti le conoscete già, è da prima del 2000 che le facciamo. Non cambia niente in quel tipo di organizzazione, non cambia niente nella struttura del mantenimento, perché una volta che verranno realizzate e messe a dimora potranno continuare e hanno le caratteristiche per continuare domani come investimenti fatti dalle aziende agricole che con le proprie gambe potranno diventare poi le misure SRA di cui siete abituati a chiedere il pagamento agroambientale anno per anno con le misure della parte degli investimenti agroclimatico-ambientali. Quello che parte insieme al consorzio di bonifica è il progetto di realizzazione di questi impianti. Nel fare questo è chiaro che l'importante, la parola chiave qui è verificare bene prima tutti gli aspetti progettuali. Questo lo dico perché sono progetti che spesso si trovano in area di confine, spesso i fossati identificano il famoso metafosso, identifica quello che è mio da quello che è di un altro fascicolo aziendale, per cui l'importanza e le valutazioni che vanno fatte, soprattutto in questa prima fase in cui si pensa a come realizzare il progetto, è quella di verificare bene che queste opere, queste nuove realizzazioni siano proprio ricadenti all'interno del fascicolo aziendale di chi le chiede. Ecco, questo è il punto fondamentale che mi sento di segnalare per tutte le progettualità che arriveranno ed è il punto sul quale abbiamo chiesto ad Avepa di riuscire ad accompagnarci perché non ci siano poi disguidi in fase di realizzazione o in fase di saldo. Tutto quello che deve essere verificato sia verificato e realizzato prima, sia valutato prima. Ecco. Io in questa mia presentazione non vorrei dire niente di più, nel senso che graduatorie, modalità operative, realizzazione del progetto, tutto quello che serve o al consorzio di bonifica o al consorzio di bonifica per le aziende che al consorzio di bonifica si rivolgono, siamo qua e cercheremo in tutti i modi di essere disponibili a valutare con voi tutto quello che può servire nel territorio. L'accompagnamento da parte nostra ci sarà tutto, come abbiamo tentato di fare nella passata programmazione. Quello che mi interessa mandare come messaggio è
se come azienda agricola avete l'intenzione di costituire nuovi filari, nuove siepi, nuove zone umide all'interno del vostro contesto aziendale, rivolgetevi ai consorzi di bonifica e muovetevi all'interno di quelle manifestazioni di interesse che i consorzi di bonifica sicuramente in questi giorni stanno attivando. Questo perché la concretezza e il valore di questi progetti è dato in maniera significativa dalla sinergia. Essere insieme non significa avere la stessa potenzialità di aziende agricole sparse nel territorio. Questo è stato dimostrato dai progetti che sono già stati realizzati e che hanno portato enormi valutazioni importanti dal punto di vista ambientale, sia sul tema del monitoraggio dell'acqua, sia sulla biodiversità che è nata dai progetti già realizzati. Quindi, per chi ne ha intenzione, rivolgetevi ai consorzi bonifica e cominciate a ragionare su questi progetti, perché il tempo per presentare queste attività territoriali è poco, e quello stretto che ha definito prima il dottor Trentin. Basta. Grazie mille, come è stato detto prima l'importanza della squadra è fondamentale anche in questo caso, e la dottoressa Lazzaro ha parlato appunto di Avepa, e quindi noi chiudiamo il cerchio proprio con la dottoressa Lisa Burlinetto, dirigente dello sportello unico agricolo interprovinciale di Rovigo di Avepa, l'agenzia veneta per i pagamenti, che ci darà proprio i consigli e le indicazioni per presentare le domande. Buonasera, vi porto i saluti del direttore nostro di Avepa, il dottor Trapani, e anche degli sportelli che io questa sera rappresento. E spero che dagli interventi precedenti vi siete un po' chiariti le idee e quindi avete definito il progetto integrato da presentare, avete individuato anche quelli che possono essere i partner migliori. A questo punto si può presentare la domanda. E quello che accomuna un po' tutti questi tipi di intervento è che non si tratta di una domanda semplice come eravamo abituati, e quindi di un unico soggetto che presenta un proprio intervento, ma di una domanda collettiva. Quindi un unico soggetto che fa da capofila presenta in nome e per conto di una pluralità di soggetti una domanda di aiuto. Questa pluralità di soggetti comunque, partecipa all'intervento attraverso delle operazioni che costituiscono nel loro insieme un progetto integrato. A questa domanda collettiva possono essere collegate anche delle domande individuali che sono possibili in base ai vari tipi di bandi e di interventi. Insomma, quindi bisogna approfondire quali sono i bandi e quindi gli interventi che sono collegabili. Un'altra caratteristica è che a fronte di questa domanda collettiva, nel momento in cui il progetto viene finanziato e procede, le domande di saldo invece vengono presentate dai singoli partner. Si tratterà di domande di saldo, ma la stessa caratteristica hanno anche eventualmente le domande di anticipo o di acconto, e quindi di pagamenti intermedi. Andiamo un punto di attenzione in particolare è che prima di presentare le domande è necessario non sottovalutare le modalità di presentazione e la conoscenza, quindi prendetevi un po' di tempo per approfondire i singoli bandi e anche gli indirizzi procedurali, perché non fate affidamento al fatto che avete presentato già delle domande, non so, per esempio per la misura per l'intervento della consulenza, l'SR01, perché in questo bando si ripropone, ma ha delle caratteristiche diverse perché è riferita solo ai progetti di cooperazione. E anche gli stessi interventi di cooperazione, che sembrano simili, sono comunque sono differenti tra di loro per alcuni aspetti particolari. Dal punto di vista tecnico vediamo poi come si presentano. Essendo una domanda collettiva abbiamo più partner, e al momento della presentazione della domanda ciascuno deve avere già un fascicolo aziendale. Chi quindi non ne dispone ne deve costituire uno. Come lo può fare? Si deve avvalere di un gestore, di un CA o dello sportello o di uno sportello, e si tratterà per lo più di costituire dei fascicoli aziendali magari semplificati, ma se dovessero esserci anche degli impegni legati ad alcune superfici, il fascicolo ovviamente deve contenere anche
i piani culturali, i titoli di conduzione e le superfici che vanno ad essere impegnate. Quindi è necessario, come avete capito, anche prendersi con un po' di anticipo, insomma, per riuscire a completare correttamente anche questi adempimenti, che sono necessari prima di presentare la domanda di aiuto. Le domande si presentano solo ed esclusivamente attraverso gli applicativi di Avepa. Come si fa? È necessario registrarsi attraverso l'applicativo Guard, può presentare quindi la domanda attraverso, una volta registrato con il proprio SPID, il soggetto che è rappresentante legale, diciamo, dell'azienda beneficiaria che presenta la domanda. Se non lo fa direttamente rappresentante legale, può dare una delega alla compilazione e alla presentazione informatica della domanda, e badate bene, non alla sottoscrizione ma solo alla mera presentazione informatica e alla compilazione, ad un soggetto terzo, quindi che può essere un proprio dipendente, un collaboratore oppure un tecnico o un consulente di fiducia. E all'interno dell'applicativo i dati della domanda per lo più è una domanda più automatizzata possibile, quindi molti dati sono precompilati con le informazioni dei fascicoli aziendali, e poi ci sono tutta una serie di informazioni che devono essere inserite rispetto ai vari tipi di intervento, e a livello informatico poi dovranno essere anche caricati gli allegati. Attenzione, anche qua si tratta quindi di domande, interventi che sono complessi e anche possono avere una numerosità. E se dovessero esserci qualche incidente, qualche errore, è possibile presentare delle modifiche, ma solo ripresentando una nuova domanda sostitutiva, che può essere presentata comunque entro la scadenza dei termini di presentazione. Per cui fate molta attenzione, perché dover ricostruire tutto il percorso, insomma, è importante non ritrovarsi all'ultimo giorno. Io vi ho indicato nelle slide che gli applicativi si chiudono alle 23:59 dell'ultimo giorno di chiusura dei termini. Potete anche chiedere informazioni, ma se avete delle difficoltà tecniche, però se capite, insomma, se si tratta di un giorno lavorativo fino, diciamo, alla mattinata, possiamo anche riuscire a farci carico delle problematiche, altrimenti rischiate anche di restare fuori, perché se la domanda non viene presentata informaticamente non può essere ricevibile da Avepa. Vediamo un po' più tecnicamente come si presentano i moduli. Parto dall'intervento SRG 01, quello del sostegno dei gruppi operativi PEI. Abbiamo questo soggetto capofila o leader partner che presenta una domanda a cappello, che in questo caso, diciamo, contiene il pago sia dal punto di vista operativo che per quanto riguarda gli aspetti finanziari, anche diciamo il totale degli aspetti finanziari degli interventi che lo compongono. Sempre il leader partner deve presentare anche la domanda SRG 01, è sostanzialmente la domanda che ricomprende anche le spese, quindi tanto per capirsi i preventivi, i computi metrici, eccetera, che riguardano la gestione della cooperazione e l'attività, diciamo, della realizzazione del progetto di cooperazione. Accanto a questa possono essere facoltativamente presentati dai singoli partner le domande che riguardano i vari interventi. In questo caso possono essere attivati quello sulla consulenza, la formazione e alcune domande che riguardano gli investimenti. Una cosa fondamentale, questo capite, è che il leader partner deve coordinare la presentazione delle domande e il collegamento alla domanda a cappello. Un suggerimento: è utile che il capofila si prenda un capitano, deve individuare al suo interno un capitano, come diceva prima il dottor Trentin, che per tutta la vita del progetto, non solo in fase iniziale, riesca a fare diciamo, da collettore di tutti i partner. Deve tenerli fino alla fine e deve fare anche da riferimento, magari come interfaccia privilegiato anche con Avepa o con la Regione in tutte le fasi del progetto. E quindi sia in sede di presentazione anche delle domande piuttosto che delle relazioni annuali e anche delle domande di pagamento finale. Vediamo gli altri interventi molto velocemente. Alcuni, vedete, si presentano con il sistema della domanda a cappello che vi ho già indicato, altri invece è prevista un'unica domanda
Anche in questo caso però si tratterà di una domanda collettiva. Proseguendo più rapidamente, anche la SRG 09 viene presentata col sistema della domanda a cappello. Alcuni punti di attenzione prima della presentazione. Il termine ultimo, per quello che vi ho detto prima, il 28 marzo, il 27 aprile. Attenzione a individuare i corretti moduli informatici delle varie domande da compilare, altrimenti è sbagliata la graduatoria. Le domande devono avere una valida sottoscrizione da parte del titolare rappresentante legale dell'azienda e non da altri soggetti, perché ovviamente è quello che ha la facoltà, la capacità di assumersi gli impegni che sono presenti nella domanda. Attenzione al fatto che siano presenti tutti i documenti essenziali che sono da allegare, previsti ed elencati nel bando, e date un occhio anche ai file che avete caricato. Purtroppo una criticità che ci ritroviamo sempre nei bandi, perché con la velocità all'ultimo minuto, insomma, si caricano le domande, altre domande, si caricano altri documenti, non si carica la carta d'identità, ma si caricano chissà che cosa, insomma, ecco, e quindi fate attenzione, perché per noi il fatto che il documento non ci sia, diciamo, può essere motivo di esclusione. Aspetti importanti anche, alcuni punti di attenzione per quanto riguarda le spese ammissibili che contraddistinguono tutti questi interventi. Le spese che vengono presentate devono essere legate, imputate alle operazioni che vengono previste nei vari progetti, e devono essere coerenti anche con il ruolo che ha il partner. Devono contribuire agli obiettivi dei bandi ed devono essere commisurate, diciamo, dimensionate rispetto al progetto stesso. I costi devono essere ragionevoli. Cosa significa? Devono essere collegati a dei prezzi di mercato. Siete abituati ai preventivi, alla presentazione di 3 preventivi, ma qui, come è stato illustrato, sono stati introdotti anche dei costi standard unitari e costi indiretti, quindi anche tipologie un po' differenti, insomma, alle quali non eravamo abituati. Il periodo di eleggibilità delle spese, in linea generale, poi dovete verificare i vari interventi, insomma, quanto previsto nei bandi, sono ammissibili quelle spese, quelle attività, le spese collegate ad attività che sono iniziate dopo la presentazione della domanda di aiuto. Vi ho messo anche qualche punto di attenzione in merito alle spese non ammissibili, un po' le bucce di banana le chiamo io, che sono capitate in bandi precedenti della passata programmazione. Attenzione, non sono ammesse le fatturazioni tra partner, non sono ammesse le spese per l'ordinaria attività di produzione o di servizio. Devono essere presenti informazioni analitiche e i documenti essenziali, perché noi a VEPA possiamo valutare la ragionevolezza della spesa. Senza questi elementi siamo in difficoltà ad ammettere determinate spese. Non sono ammesse le spese che sono correlate alla domanda di aiuto, ovvero per la consulenza e per la predisposizione della rendicontazione. Cosa vuol dire? Non sono ammesse le spese quindi per la presentazione materiale della domanda. L'attività di coordinamento della domanda è un'altra cosa, come vi ho spiegato prima. Poi non sono ammesse tutte quelle spese individuate non ammissibili dagli indirizzi procedurali e dai bandi, o che non sono previste comunque nei bandi. Un punto di attenzione merita sempre la documentazione essenziale. Attenzione, la mancata presentazione di quella che viene indicata nel bando, nei singoli bandi come essenziale, può comportare la non ammissibilità della domanda o la non ammissibilità di alcune spese. Peraltro, un progetto che va avanti, diciamo, un po' zoppo perché si perde per strada qualche spesa, insomma, può avere dei problemi anche nel procedere, sia per quanto riguarda la selezione, sia il fatto della sostenibilità, anche perché magari ce li dovete mettere direttamente i soldi. Non è mai prevista l'integrazione se non per chiarimenti su documenti che sono già stati allegati alla domanda. Questa è una cosa, è una regola che è abbastanza nota, insomma, però ci sono sempre queste criticità. E io ho abbastanza finito il mio intervento, dico che sul sito trovate tutte le informazioni per collegarvi ai nostri sistemi informatici, per presentare le domande, trovate anche i contatti ai quali chiedere informazioni
e quindi buon lavoro a tutti. Grazie mille. Allora, adesso abbiamo lo spazio per le domande, quindi c'è un microfono in sala, chi volesse parlare chiedo di essere sintetici perché siamo molto in velocità. Usiamo questo? Eccolo qua. Te l'accendiamo. Grazie, buonasera. Rasera, dottore Forestale. La prima richiesta è quella che dovrebbe essere arrivata anche tramite la federazione di cui accennava, la federazione nostra, di cui accennava anche il dottor Trentin, della possibilità di una proroga quantomeno per le SRG 07 in modo che si possano allineare con la SRG 01, visto poi che sono in arrivo degli errata corrige, a maggior ragione riteniamo fondamentale che ci sia appunto questa possibilità di proroga per queste misure SRG 07 sostanzialmente. Un'altra questione molto rilevante è quella, secondo me, della possibilità e della gestione degli acconti, ovvero trasversalmente si fa riferimento nella SRG 01 e nelle SRG 07 agli indirizzi procedurali generali, a differenza di quello che succedeva nella precedente programmazione in cui c'erano delle date di scadenza precise entro cui fare annualmente le richieste di acconto, la rendicontazione, eccetera. Questo è un punto rilevante perché ovviamente si tratta di anticipare spese rilevanti per alcuni anni addirittura, e quindi la questione di quando effettivamente si possono fare o si devono fare le richieste di acconto, che sono state presentate come facoltative, però anche qui non mi è chiaro cosa si intende per facoltative, nel senso è obbligatorio, non è obbligatorio, ma soprattutto le scadenze. Ecco, se ci sono delle indicazioni, non so se sono previste negli errata corrige su questo, perché ripeto è fondamentale per chi sostiene la spesa sapere quando può domandare i primi acconti. Grazie. Raccogliamo magari anche un'altra domanda, che così cerchiamo di rispondere, 1 o 2 domande. Buonasera, io sono il titolare di un'azienda agricola in provincia di Verona e sto costituendo, vorrei costituire un gruppo operativo, abbiamo già fatto diversi incontri e anche con i dipartimenti qua dell'università. La mia domanda è la richiesta da parte appunto dei consiglieri regionali, insomma, che vi occupate della redazione, riguarda il fatto che non sento troppo incentivato da parte mia il fatto è che praticamente gli interventi collegati alla SRG 01 non credo che siano incentivati sufficientemente, soprattutto considerato il fatto, insomma, la natura, diciamo, di condivisione del progetto, la natura innovativa che porta con sé un rischio, e anche il fatto che siano presenti contestualmente finanziamenti probabilmente del PNRR o di altri incentivi che hanno percentuali aliquote maggiori. Quindi la mia richiesta è proprio quella, rispetto agli interventi correlati, in particolare l'SRD, se era possibile considerare delle aliquote fisse un po' più premianti. C'è qualcun altro? Sì, lì in fondo. Sì, buonasera a tutti, Enrico Stella, dottore agronomo. Chiedevo gentilmente, nell'SRG 01 c'è un criterio di selezione in cui si parla di soggetti prestatori di consulenza. Nel precedente bando che si chiuse a ottobre dell'Innovation Brokering c'era un criterio che faceva riferimento invece agli organismi di consulenza. C'è una differenza? Grazie. Possiamo cominciare a rispondere velocemente? Allora, nell'ordine, sulla proroga non ci soffermiamo, è all'attenzione dell'assessore, deciderà l'assessore. Gestione a conti anticipi. Sto scorrendo il bando. Allora, sì,
Innanzitutto ricordo che questi interventi qua durano al massimo 3 anni, sarà facoltà del gruppo decidere se funzionare per 3 anni, 2 anni o 1 anno, in funzione ovviamente dell'impegnatività dell'obiettivo. È in forza di questo che abbiamo pensato di rendere più leggero l'approccio e quindi il gruppo chiede l'anticipo come sapete riguarda il 50% delle risorse, e potrebbe essere congruo a coprire le spese per il primo anno, per il secondo anno, ok? E poi si va a saldo. Oppure può chiedere l'anticipo e può chiedere un avanzamento, un acconto. Abbiamo pensato proprio di lasciarlo libero per questo motivo, perché dura meno, non sono 5 anni. Comunque, l'eventuale domanda di pagamento, adesso io sto controllando sul bando ma non riesco a leggere mentre parlo, portate pazienza, non vorrei essere maleducato con voi. Il momento per la richiesta dell'eventuale pagamento ulteriore all'anticipo, perché l'anticipo si chiede, mi vedo in graduatoria, ok, attendo la comunicazione di Avepa, presento la richiesta di anticipo, funziona così, non è che devo mettere un termine. Il termine è che lo devi chiedere l'anticipo entro 4 mesi, al massimo potrai ricevere un sollecito di ulteriori 2 mesi da parte di Avepa, quindi in una finestra che arriva al massimo a 6 mesi dalla lettera di finanziabilità. Puoi chiedere l'anticipo. Non lo chiedi, bene, alla prima relazione annuale entro il caso SRG 01 giugno, Giorgio, entro giugno presenti con la relazione del primo anno anche la richiesta eventualmente di un avanzamento lavoro, di un acconto. Okay? Questo è il motivo, spero di essere stato abbastanza chiaro, semmai poi ci sarà occasione anche in altra sede di chiarire. Il giovane agricoltore, incentivo, eccetera. Lei ha ragione, però allora, gli interventi collegati usano le regole degli interventi ordinari. Gli interventi ordinari, sappiamo anche noi, siamo più morigerati di altre regioni, siamo più morigerati del generosissimo PNRR, perché ho detto che abbiamo 824 milioni di euro, non abbiamo 1700 milioni di euro che era quello che avevamo chiesto. Quindi dobbiamo fare, come dire, i conti con le risorse che abbiamo e l'abbiamo fatto in tutte le misure, quindi sarebbe stata un'incoerenza prevedere un doppio binario. Ci dispiace, siamo ben consapevoli che questo in qualche modo può essere meno stimolante, meno incentivante, quindi convengo con lei, ma purtroppo le ragioni sono queste. Lascio a Giorgio invece entrare nel merito, se non ricordo male, Giorgio, del criterio di selezione o quello che ritieni tu, ecco, se ho saltato qualche altro particolare. Sì, la domanda riguardava la differenza tra il bando Innovation Brokering e questo dei gruppi operativi, no? In merito al fatto che l'Innovation Brokering prevedeva solo come soggetti gli organismi di consulenza già iscritti al registro nazionale, mentre questo bando è più aperto e quindi è aperto a tutti quei soggetti che soddisfano i requisiti che si trovano nell'allegato che parla dell'SRH 01, cioè quindi l'attività di consulenza. Okay? Quindi andatevi a vedere i requisiti presenti nell'allegato che tratta l'SRH 01, se vi riconoscete in quei criteri praticamente di ammissibilità, possono essere partner del gruppo operativo. C'è qualche altra domanda? Forse no, allora possiamo chiudere la serata. Vi ricordo tutte le slide, le relazioni le trovate appunto nel sito dove trovate anche tutte le informazioni, QR code per appunto rispondere a una serie di domande per aiutarci anche a lavorare meglio per voi. Grazie a tutti e buon lavoro naturalmente, buona serata. Grazie. Attenzione al quarto gradino.